Buonasera a tutti, visti voi, tenovara de oie, die 28 del mese di maio 2026. Bene torrato ai tenovas, a tutti i ramantiosi del BCTV, in in Callesia Luciana. Bene, cominciamo diretto dal come si presenta a die, è chiaro che presenta una die, come esti nocchi sa sede del BCTV, ma certo non posso presentare per tutto il mondo questa possibilità di ascoltare le nuove dei BCTV. Bene, colamos la videata normale, colamos, ecco qua, che ho scusta, oppala, ecco qua, e andiamo a vedere come si presenta Saida oggi più o meno che aerei da giantere, che lo libero, perfetto, e insomma, sole in tutto Saida. Bene, abbiamo scaricato la fregora, ecco al campo un pacchetto pollare che non si chiede su scucolo. Sul campo, questa zona alta dei vizi. E abbiamo su sta valletta non narata, sole per tutto la dia, 31 gradi, soie, temperatura massima, quindi calore, e di sera pure bella calore metta. Diamo su casa, sole preno fino a mezzodia e poi coccolato un pacco dai mezzodia, dai sauna in poi. Bene, diamo su stoccamento, lo torniamo a aumentare chi dai oie, a messa a chiusura temporanea dell'ufficio postale e tutte le operazioni sono trasferite all'Ugula fino alla Sudecchia 9 scusate, de Lampatas, Duamizza e Vinti. Sese, però che mancata toccamento che manca, te che non bisogna andato da finire. Oh. Vabbè, lo spieghiamo dai no, che lo spieghiamo subito Ramosorta. Ecco qua, abbosamento che due della Lampada, bestes un torneo del calcio giovanile polisportiva Bittese, sesta edizione Memorial Gian Pietro Ruiu. Categorie Pulcini, primi calci, esordienti piccoli amici, stadio Pedro Burrai, via Firenze, BT. Naturalmente sport, musica e tanto divertimento. Poi bosamento che crasa, comincia a si screening mammella della cervice uterina e del colon retto nella categoria, sul primo del che manta 69 anni, su mammella, Eminara, screening della cervice uterina, sempre femmina da 25 a 64, screening del colon retto, eminere femmine e uomini che vanta 69 anni. Bene, questo è su auto ospedale, chiamiamolo gai, a essere organizzato in si stadio Pedro Burrai su 29 e su 30. E poi abbiamo appuntamento sempre a casa che su Principe della Repubblica di Roberto De Rio e Sagrettorismo Ertila a Sassese de Orta de Die. Nato questo torniamo orta a su chi fa che ne prima, un attimo, torniamo in dai secus, questa pagina scapo piccato da EQ e andiamo alla sala segna stampa. Prima pagina del signore Sarda, caldo nell'isola, allerta incendi. Nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi. L'Iran c'è una bozza d'accordo, poi la doccia gelata di Trump, una bozza quadro dell'accordo con gli USA. La TV iraniana aveva anche illustrato i punti principali, servono ricevere una smentita a tutto tondo dall'amministrazione americana. Non voglio un accordo scadente, ha detto il presidente Trump, ne siamo disposti ad accettare che Cina o Russia ricevano l'uranio arricchito dell'Iran e ancora nessun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia al nucleare. Nello stretto di Hormuz ci sono alcune acque internazionali, devono essere aperte
a tutti. Beh, su di questo non che devi dare reione. Allarme bomba ad Oristano, ultima ora artificieri al lavoro davanti al gremio. Allarme bomba ieri ad Oristano nel centro, alla scatola di cartone, una scatola di cartone sospetta è stata notata davanti alla sede del gremio dei falegnami in via Eleonora. La strada è stata subito blindata dalla polizia in attesa dell'arrivo degli artificieri. Vabbè. Allora, abbiamo usato in Rinocchio, l'emergenza al Brosso e poi solo figliastri, caffè corretto, vabbè, Tacitus sull'acqua, questo però non dico, manco chieste Tacitus. Allora andiamo da innantisi, Nuova Sardegna prima pagina, la nuova scuola, il nostro viaggio con voi, gli articoli e le riflessioni degli studenti. Si chiude un anno entusiasmante. Poi povere 128 famiglie, 28.000 famiglie, emergenza nell'isola. Non solo il caso Mandas, cresce il numero di chi non arriva a fine mese. Belen, fine di una vita smeralda e Chiesa in food, ma qualcuno che gli interessa. Un'isola che cresce ma lo fa ancora troppo lentamente. L'ente della regione soliditaria sulla continuità aerea. Turismo dalla regione 21 milioni per le imprese che investono. L'obiettivo della giunta è puntare su occupazione e qualità. Occupazione e qualità. Andiamo da innanzi, il Cagliari, notizia sportiva, nuova sportiva, Matteoli, Cagliari, stagione ottima, ho visto una squadra con un'anima, l'ex rossoblu, Loda Pisacane, ha saputo superare momenti difficili, perché Loda ben incantata, da una squadra a Sabito, che una squadra alta risultato discreto, insomma, come su Castiglia. Turismo dalla regione 21 milioni per le imprese che investono, però mi manca la pagina della provincia di Nuoro e non sono andata a finire. Tutto in un caos io Batapi, tu è accidente, come è possibile? Non bisogna. Adesso provincia di Nuoro, non bisogna. E quindi a come hanno maleato di Bittorra, se la scusare, ma la inviamo scomoda. Articoli che riguardano Bizzi, andiamo a mandare la pagina. Allora, che riguardano Bizzi, preciso un attimino che la cerchiamo, un'altra e un'altra, ecco qua, inviamo. Sì. Deve essere, non bisogna, inviamo. Sono inviate, ma non bisogna arrivate. Non bisogna arrivate. Boh. E perché? Proviamo a bessire dai nocche, Eccole qua. Ecco la pagina che riguarda Ambizzi. Allora, vabbè, sindaco arrestato, elezioni regolari, appello al voto, di Uniti per Ottana, sbaglia chi pensa che saranno annullate, l'importante è superare il quorum. Non credo che sia gai. Orune inaugura il baby parking, la sindaca Porco, un luogo al servizio delle famiglie. È stato inaugurato ad Orune il nuovo spazio baby parking che da ora in avanti offrirà un importante servizio sociale alle famiglie del centro Barbaricino. Alla cerimonia del taglio del nastro è intervenuta la sindaca Giovanna Porco, affiancata dall'assessore ai servizi sociali Luigi Chessa.
e dall'assistente sociale del comune Maria Caterina Farina. La prima cittadina di Orune ha parlato in termini molto positivi della nuova struttura che sarà immediatamente operativa, sottolineandone le peculiarità come non solo un nuovo spazio, ma quale servizio per le famiglie e per il futuro della comunità di Orune. Bene, siamo d'accordo, complimenti. Nuovo libro di Deriu domani sera a Bitti. Verrà presentato domani sera a Bitti il nuovo libro di Roberto Deriu, Principe della Repubblica, sottotitolo Protagonisti e dinamiche della democrazia in Italia, appena pubblicato alla casa editrice Castelvecchi. È già al centro del dibattito politico-culturale, non solo della Sardegna. L'appuntamento è a Bitti, fissato alle ore 18 nelle sale dell'agriturismo Ertila, nell'omonima località dell'Altipiano di Mamone. Presente l'autore del libro, capogruppo PD in Consiglio regionale. All'evento interverranno i giornalisti Antonio Muroni e Luciano Piras. In questo assaggio Roberto De Rio raccoglie oltre 30 anni di scritti politici, offrendo una riflessione organica sulla natura della democrazia e sulle dinamiche del potere, attraverso un dialogo tra esperienza e teoria. Il volume indaga il ruolo dei partiti, il valore dello Stato di diritto e la tensione tra elite e partecipazione. La politica emerge come pratica concreta segnata da vincoli, risorse e decisioni, ma anche come arte del servizio e della responsabilità. La tutto l'articolo. Tanto vi corseggio, poi abbiamo la diretta. Andiamo alla innantisi. E amo che fiamme, volantini e minacce, 2 anni di attentati e terrore, siamo sai danni questa cosa del Torpè, insomma, in Assise approva l'inchiesta per eversione di stampo fascista. L'unica vittima che si è costituita a parte civile alla fine è stata l'operaio edile Francesco Fronteggio. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre del 2019 i soliti ignoti avevano sparso con 5 litri di benzina il suo prezioso Pinnetto nelle campagne di Torpè e poi gli avevano dato fuoco. Ma nel processo che ieri mattina ha toccato la sua prima udienza in Corte d'Assise, dedicata quasi interamente a alcune eccezioni procedurali, di improcedibilità e di incompetenza sollevate da uno dei difensori, Angelo Magliocchetti, gli attentati e le intimidazioni e le tentate rapine contestate a vario titolo ai sei imputati accusati di aver fatto parte di un'associazione eversiva di stampo fascista sono ben di più le capi di imputazione. E quindi andiamo ad innanzi e colamo lo nostro assalto al postomat scarcerato Tizio. BT, il Tribunale del Riesame concede gli arresti domiciliari all'imprenditore. È tornato a casa agli arresti domiciliari. Tizio coinvolto nell'inchiesta sull'assalto ai postomat del 2 settembre scorso in sessantenne di Bitti, era finito in carcere assieme agli altri accusati del colpo. Martedì il Tribunale del Riesame invece ha disposto l'immediata scarcerazione di Tizio, difeso dall'avvocato Caio. L'imprenditore bittese era accusato di possesso di fucile di favoreggiamento in quanto sospettato di aver fornito un trattore utilizzato dai banditi per far darsi alla fuga subito dopo aver messo a segno il colpo da oltre 80.000 euro. Sempre secondo l'accusa, i 2 presunti autori materiali dell'assalto avrebbero avuto problemi proprio nella fuga, inizialmente con un camion. I 2 che restano in carcere in attesa di giudizio avrebbero perciò usato il trattore di Tizio. Quest'ultimo ha sempre sostenuto di non sapere che il suo mezzo fosse stato utilizzato dai 2 indagati. Con loro c'è anche un terzo indagato, Marco Ricciu. Va bene, andiamo da innanzi, costruiti in Umbes a Nuova Sardegna.
andiamo da innanzi, scoliamo la Unione Sarda, riserva della biosfera UNESCO, nasce la consulta dei giovani, laboratorio di idee per il futuro. Nell'ex pescheria di San Giovanni di Posada si è insediata la consulta dei giovani della riserva della biosfera MAB, UNESCO di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, eccetera, eccetera. Ha avviato il primo laboratorio di idee. A fare gli onori di casa il referente per il parco di Tepilora Francesco Murgia, il direttore Alessandro Caria, il consulente tecnico Filippo Lenzerini e i rappresentanti del CEAS. L'iniziativa è una delle prime esperienze tra le 21 riserve di biosfera UNESCO d'Italia, coinvolti 23 giovani: Antonella Salvatorina Doddo, Barnabas Zanetti, Chiara Calvisi, Daniele Stocchino, Federico Roic, Francesco Bulla, Gabriele Giuseppe Antonio Satta, Giada Sanguinetti, Gianluca Chessa, Giovanni Francesco Corda, Giuseppina Cristina Fraghi, Ilaria Ventroni, Luca Gungui, Lucia Tola, Lodovico Puddu, Marcantonio Farris, pure Marcantonio, Marco Fronteggio, Marco Nieddu, Miriana Puzzu, Martina Orunesu, Silvia Secchi, Simone La Barbera, Vanessa Pippere. Mi pare di aver visto 3 de vizi o battoro. Allora, andiamo da innanzi, torniamo a su connota, su chi vuol fa che pagina 3 dessa rassegna. RVM sì al ricorso ma niente prospettiva. Il TAR non blocca il decreto sui nuovi reparti della fabbrica di Domnova. Io so pure parte in causa, ma gli attivisti narrano ora la giunta che si è costituita contro di noi dica da che parte sta, cioè praticamente è stato accettato sul fatto che il documento del ricorso noi ne presentato in ritardo, quindi il tribunale lo ha accettato, però non si è pronunziato su questa questione Domnova. Allora andiamo da innanzi, emergenza povertà nell'isola, allarme per 128.000 famiglie. 2 anni fa erano 10.000 in meno, la Sardegna 15ª per reddito pro capite. Il 17,3% dei sardi riesce a soddisfare solo i bisogni primari. Per questa stia che sta baitando a into su cassonetto. I numeri messi insieme dall'Istat sono drammatici e dipingono una regione in profonda crisi, stritolata dalla povertà e con poche prospettive di riuscire a sfuggire ad un destino che sembra già scritto. Il problema più grosso infatti è la prospettiva. Nell'isola ci sono 128.000 famiglie costrette a vivere sotto la soglia di povertà, mentre il 17,3% dei sardi convive con le restrizioni della povertà relativa, cioè riesce a soddisfare solo i bisogni primari. Dati drammatici da cui ne spunta uno particolarmente preoccupante: se nel 2025 le famiglie che non riuscivano a mettere insieme più di 1.000 euro al mese, quindi quelle che vivono sotto la soglia di povertà, erano 128.000, nel 2024 erano 118.000. In 12 mesi c'è stato un aumento di 10.000 nuclei familiari, cosa da non credere. Allora, piano energetico, 3 scenari per il futuro. La giunta, Emanuele Cani, la giunta ha approvato la prima stesura del PEARS, piano energetico, eccetera, eccetera. Ora via alle consultazioni. La giunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore dell'industria Emanuele Cani il documento preliminare di aggiornamento del piano energetico ambientale della regione Sardegna. Si tratta di una tappa importante. Abbiamo mantenuto gli impegni presi e ora abbiamo a disposizione tutti gli elementi per trarre delle valutazioni sulla base degli scenari
che il piano ci mette a disposizione, individuando quello più in linea con gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire in materia energetica e ambientale, sottolinea Cani. Ora prenderà il via alla fase di consultazione preliminare, durante la quale tutti i soggetti competenti potranno presentare i propri contributi. Turismo dalla Regione 21 milioni per le imprese che investono. Gli incentivi saranno attivi tutto l'anno, eccetto i mesi di luglio ed agosto. L'assessora Manca, una misura che premia chi scommette sulla qualità. Dopo di questo saremo d'accordo. Talent in Sardinia, le domande entro il 31, proroga al 31 maggio la scadenza per partecipare a Talent in Sardinia, il concorso di idee dedicato ai giovani sardi emigrati nel mondo. L'iniziativa promossa dalla Fondazione di Sardegna, fondazione con il Sud e dall'assessorato del lavoro, con la collaborazione delle associazioni di tutela delle federazioni dei circoli sardi, punta a rafforzare il legame tra l'isola e le nuove generazioni di emigrati. Il bando è rivolto ai giovani di età compresa fra 18 e 35 anni, emigrati di prima o seconda generazione, interessati a sviluppare progetti innovativi legati alla Sardegna. Gli ambiti di intervento spaziano dalla promozione culturale e turistica all'enogastronomia e dal sociale all'ICT fino all'innovazione e all'imprenditorialità. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Il futuro del pecorino romano passa per la formazione e innovazione. Gianni Mauri, presidente del consorzio all'Università di Cagliari. Il futuro del pecorino romano DOP passa dalla formazione e dall'innovazione e dalla capacità di attrarre nuove generazioni verso una delle filiere simbolo dell'agroalimentare italiano. È il messaggio lanciato da Gianni Maudi durante la sezione tenuta all'Università di Cagliari, trasformata per un giorno in un laboratorio sul futuro del comparto ovino. Davanti agli studenti della facoltà di economia, Maudi ha ripercorso la storia e l'evoluzione del pecorino romano DOP, prodotto dalle origini antichissime che oggi rappresenta uno dei pilastri del Made in Italy agroalimentare. E va bene, va bene, va bene. Matteoli, Cagliari, stagione ottima. Ho visto una squadra con un'anima. L'ex rossoblu, loda Pisacane, ha saputo superare momenti difficili. E in antesi i fondi UE per l'isola diminuiranno. L'assessore Meloni, vogliamo conservare le risorse e fare in modo che siano gestite nei territori. Allarme del PD, il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo. La Sardegna rischia di perdere una parte importante dei fondi europei. Non sarà domani perché il pericolo riguarda la programmazione del prossimo bilancio nel UE 2028-2034, ma per evitarlo bisogna intervenire in anticipo. Lo sta già facendo il PD sardo, che ieri ha presentato un documento, l'Eurodossier Sardegna 2026, che fa seguito alla missione dei consiglieri Dem a Bruxelles, dove hanno stabilito un'intensa collaborazione con l'ufficio dell'eurodeputato Giuseppe Lupo. Abbiamo esplorato ciò che l'UE può fare per la Sardegna, ha spiegato il capogruppo Roberto Di Rio. Il tema è proprio questo, capire quali sono le procedure e i dossier che possono essere attivati presso l'UE per conseguire vantaggi e benefici dell'isola. Vabbè. Allora, CNR, rischio scippo per l'isola.
L'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea può lasciare la sede di Cagliari, quindi non che ti non avevi nascosto apparato, insomma. La notizia di per sé può suonare positiva, in particolare per chi apprezza la cultura in genere e la ricerca in campo umanistico. Eppure il via libera dal Consiglio di amministrazione del CNR all'avvio del procedimento per la costituzione di un nuovo organismo, l'Istituto per la ricerca filosofica e storica, suscita allarme nella politica sarda e in modo particolare nel PD, come segnala il senatore Marco Meloni in un'interrogazione urgente ad Anna Maria Bernini, ministra per l'Università e la Ricerca. Nel nuovo organismo del Consiglio nazionale delle ricerche verrebbe accorpato anche l'Istituto di Storia per l'Europa Mediterranea che attualmente ha sede a Cagliari e quindi praticamente poi questo inizia a mancare. Andiamo da innanzi. Da oggi marcia e sit-in per scongiurare le pale a Sunraj. La protesta è contro il governo, che dovrà esprimersi su 30 piani. Una marcia da Las Plassas a Barumi per dire no alle pale eoliche davanti a Sunraj. Il presidio permanente del popolo sardo chiama alla mobilitazione i cittadini. Ospedali, emergenza senza fine. Dopo le corsie piene al Brozzo, sale operatori al buio al civile di Alghero. Insomma, l'assessora pare che un miracolo non ha fatto. Il soffio bollente dell'anticiclone anticipa l'estate di 3 settimane. Ponte del 2 giugno, temperature verso i 40 gradi in Sardegna, quindi oggi siamo a 31 gradi, mi pare. E quindi sul calore sta arrivando una massa politica internazionale, non si comprende nulla. L'Iran, accordo vicino, il cielo di Trump. Netanyahu ignora il cessate il fuoco e attacca il Libano. Il Tikkun minaccia l'Oman su Hormuz. Altalena nei negoziati, cioè praticamente l'Iran ha convinto pure Oman a depetire la tangente chievicolata. Altalena nei negoziati, Teheran svela la bozza d'intesa, Washington smentisce. L'analessa viene sul telegiornale, contento che pasca. Continua l'altalena nei negoziati tra USA e Iran, con quelle che appaiono come tattiche per alzare la posta in gioco e strappare condizioni migliori. L'ultima mossa è stata quella di Teheran, dove la TV di Stato ha rivelato la bozza del memorandum d'intesa, sostenendo che prevede il ritiro delle forze militari americane dalle aree limitrofe alla Repubblica Islamica e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura del traffico commerciale nello stretto di Hormuz a livelli prebellici entro un mese. Secondo l'emittente, Teheran continuerebbe a gestire il transito delle navi nello stretto in collaborazione con l'Oman, oltre a ispezionare navi ed imporre tariffe di servizio, fatta eccezione per le navi militari. Inoltre, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e cioè praticamente l'Iran chiede conservare sul controllo dello stretto di Hormuz. E beh, è una gallina dalle uova d'oro. A proposito di gallina, ha baiato io un cormorano, un gabbiano, e si muore su Zampillo, viene siaba da su Zampillo, però non si è muovito, che non sente questa corziata, e sono puzzone erto, insomma, già appunto a morire, non è così si potete esuplire, ma in qualche maniera. Boh. Timore per gli attivisti del Centrone e Alberizia. Tajani speriamo rientrino presto.
flottilla in Libia, rimpatriati tutti gli italiani tranne due, e gli attivisti S. Centrone e Alberizia. Lo schizono Galu Preioneresi. Comincia il rientro da Sirte in Italia degli attivisti della flottilla, ma si allungano i tempi per il rilascio di Domenico Centrone e Dina Alberizia, ancora trattenute dalle autorità libiche insieme ad altre 7 persone di altre nazionalità, in queste ore forse fermi a Bengasi. Iran smentito l'accordo. Si tratta, rientrati 6 attivisti della flottilla. In Libano proseguono gli attacchi di Israele. Ucciso il comandante di Hamas, cioè il comandante che hanno fatto nuovo, manco un mese, canto bitti. L'Iran sta negoziando allo stretto e vuole un accordo. Non siamo soddisfatti, ma lo saremo. Forse dovremo tornare lì e finire il lavoro. Donald Trump torna a minacciare Teheran e a dettare le condizioni per l'intesa che possa chiudere la guerra. Non stiamo parlando di allentamento delle sanzioni e di soldi, ha dichiarato durante la riunione di gabinetto in Casa Bianca. L'accordo, ha aggiunto, dovrà essere perfetto. Non ho fatto tutto questo per ottenerne uno scadente. E poi scadente nelle gare. L'Iran, insomma, rischia di mantenere sul controllo del stretto per tirare a tangente, praticamente sconfitta su tutti i fronti. Spagna guardia civile nella sede del PSOE, Partito Socialista Spagnolo. Sánchez chieste solo informazioni. Si infiamma il clima politico. L'opposizione chiede elezioni anticipate. Nuovi guai in Spagna per il premier Pedro Sánchez e il suo partito, il PSOE. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile ieri mattina sono entrati nella sede del PSOE a Madrid per raccogliere documenti e archivi elettronici nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che danneggiavano il Partito Socialista ed il governo. Legge elettorale, si infiamma lo scontro, chi comanda che legge, e quindi questo si non fa che nella legge a comodità tesoro, il nuovo testo in aula il 26 giugno. Le opposizioni, forzatura inaccettabile. Vabbè, però il benestaturissimo l'abbiamo fatto una volta cosa e che in questo terminamos ritenemos de hoy e nos damos appuntamento torna a casa che non si intende non si intende, vabbè. Ah, ecco. Ecco qua, e poi noi diamo appuntamento a casa pure in Ertila o la presentazione di questo libro del Dio. Bene, mentre vedere e di buona tutto da Bizzi TV, adioso e menzo a casa.